che aveva dentro ci ha portato. Si avvicina l'appuntamento delle elezioni. A maggio si vota per le amministrative e ad Agrigento la cosiddetta società civile si organizza. Nascono laboratori di idee, comitati e movimenti civici. Ecco allora Epolis, acronimo di etica, politica e solidarietà. Un contenitore sociale apartitico, spiega la presidente Piera Graceffa, già vicepresidente di Confindustria Agrigento, che intende promuovere e sostenere la politica del buon governo. Cittadini liberi che hanno deciso di spendersi in prima persona per tracciare una nuova via e una nuova nascita di una città che sia cittadino e municipalità, con un interscambio, con una interrelazione tra le parti. La vostra attività culminerà con una proposta di governo per la città? Intanto siamo un contenitore aperto che accetterà le idee, la programmazione di una città, ripeto come ho accennato, e la proporremo alla politica di Agrigento, alla nostra cittadinanza. Se troveremo le condizioni di ricezione del nostro progetto, bene, diversamente saremo pronti anche a correre da soli. Tra i promotori di Epolis, il già assessore alla cultura del comune di Agrigento è il farmacista Paolo Minacori. Noi non ci contrapponiamo a nessuno, non contestiamo nessuno, però prendiamo atto di una situazione. Allora, se questa situazione non ha funzionato, in genere squadra che non vince deve cambiarsi. Allora proponiamo a tutti gli agrigentini di entrare a far parte di questo contenitore che si chiama Epolis. Cercheremo di individuare le maggiori, le migliori eccellenze in ogni campo, nel campo dell'artigianato, nel campo del commercio, nel campo dell'imprenditoria, nel campo della cultura, e scegliere fra queste persone le migliori, ma sarà una scelta condivisa, assolutamente diffusa, affinché poi queste persone a livello di consiglio comunale, a livello di squadra di governo, possano proporre finalmente un rapporto totalmente diverso con la città, il cittadino per la città che deve non solo spendersi ma deve anche governarla. Il comitato guarda con interesse alle idee e ai progetti concreti. Il modello della Fondazione Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada è accolto favorevolmente. Epolis, afferma il vicepresidente Marco Barbarino, sta lavorando all'elaborazione di una serie di iniziative. Oltre al già il progetto che è noto all'opinione pubblica sull'ampliamento della videosorveglianza nel lungomare di San Leone, nato da una collaborazione, da una richiesta diretta di padre Baldo, del Reina della comunità di San Leone, ci sono altri progetti chiaramente in cantiere. L'occasione di martedì prossimo, dove ci sarà un'assemblea aperta per tutti i soci sostenitori di Epolis, scandirà appunto quali saranno i nuovi interventi, sempre nell'idea di un rapporto tra cittadino e municipalità.